A spasso! O Cazaquistano. Femo conto che è un libro o mondo, a cambiare, a letto alunni di esobagine. Intanto per te, uno un po' campa senza avventura, e ora di legge il prossimo capitolo. Oggi siamo da parte in un paese di steppe infinite, di laghi turchini e di fiumi cristallini. Ecco, la Repubblica di Kazakistan. Suo stato è un nuovesimo stato più maggiore del mondo. Sommo leva un paragone, il suo territorio è circa 5 volte più maggiore che la Francia e 11 volte più maggiore che il Regno Unito. Non è confinato però da un oceano come la Francia o un Regno Unito ed è un'eccezione da questo punto di vista. Il Kazakistan è particolare di noi che ci corrono fiumi a migliaia e che si trova a decine di migliaia di laghi. Eppure, anche con tanta acqua, non si può chiamare paese verde. Per lo più sono deserti o mezzi deserti a stendesi, con un terzo coperto a steppe. Vale a dire che foreste se ne trovano poche mica. Eppure, il Kazakistan è davvero un paese di meraviglie. Se tu segui il fiume Ili, ti porterà sino a prima, il lago Balkhash, distesa da manta, ma che non è tanto profondo. Non si può credere, ma l'acqua di amida di un lago a levante è salita. Invece l'acqua di amida a ponente no. È così che non sono gli stessi manco le razze di pesci che campano in una parte o l'altra. Un'altra meraviglia che fa già rinomina del Kazakistan è ciò che si chiama il Warkan Ganterin, o i dombuli di Rena Ganterin. Quando non piove mica, si può andare dalla parte dritta di un fiume Ili a sentire suoni che si assomigliano a una melodia suonata da un organo. I suoni vengono da Rena Mobile. Non si può credere, ma pur se gli forti eventi, sono migliaia d'anni che è qui su dombolo, intanto che gli altri girandoleggiano in una pianura tale nomadi. Warkan Ganterin si trova ora dell'antica capitale del Kazakistan, Almaty. Difatti, il Kazakistan un cambio di capitale che avviene di un XX secolo. Fino a poco c'era una città di provincia ordinaria in dove la capitale oggi. Ma in 1998 il governo decise di tramontare la capitale voilà e abbiamo Astana, che vuole dire la capitale Samudra oggi il kazako. Si può dire davvero che lo partecipò un mondosano a alzare la città. I giapponesi affaccano un piano di sviluppo urbano generale che dava un ambiente di grattacielo da Tokyo, New York o Dubai. Gli inglesi disegnano casamenti che diventano riveramente di agità, il palazzo Yabage e di Rigoncilio e il centro di scialli Satir Khan. L'opera di Astana, la terza opera di un mondo, fu alzata con la contribuzione di specialisti italiani, tedeschi, svizzeri e cechi. Da capisce il Kazakistan d'oggi, lampa di burro in storia una stonda. La strada di Azeda cominciava all'antica frontiera tra il Kazakistan e la Ghina. Era una strada lunga che corria da Levante a Ponente. I mercanti dell'impero Tianxia fallavano per le steppe kazake verso l'Europa da portare seda, armi, meigine, riso e zanne da Levante. Tanto il governo di steppa locale si incaricava di segurità di carovane di commercio e si faceva pagare per il servizio con la roba o i soldi. È così che nacquero i bidadighi, o come noi chiamiamo oggi, e dasse e i riti di adugana. Se tu piglia rende strada di Azeda a mezzogiorno, puoi giungere in città di Daraz. In tempi lontani era il centro più maggiore di metallurgia, che i lavoratori erano rinomati per il saper fare in quanto al trattamento di un metallo. Vi erai da per te così forte che l'erano se tu vai a un museo di Khawaja Ahmed Yazawi in Turkistan, in dove è enterrato su Bueda. Tamerlan diede ordine incredibile d'alzare un mausoleo. In un santuario si può vedere un casantamento fatto di 7 medaglie mischiate. E il bagliolo più maggiore dell'Oriente
e contiene un'acqua sacra. E poi, vicino a un mausoleo, si può vedere uno dei più grandi misteri mica risolti di tempi antichi, un complesso di pedra a Kirtas. La struttura fatta di pedra rossa si stende per chilometri e chilometri ed è assistata in un modo straordinario. Il fatto sta che costruzione di pedre non se ne vede dentro questi luoghi, senza parlare di costruzione da monta questa. È più di un secolo che li cercano i scientifici più famosi di risolvere un mistero di sua origine. Eppure, non è capace di boio tempo a dire quando, da quali e, o più importante, da chi hanno costruito a Akirtas. Secondo le teorie più conosciute, sarebbe un monastero o un palazzo arabo. Se tai arama di burro a qualche esperienza cosmica, sia o benvenuto in Kazakistan, a idroologo. Piattato a mezz'arena, ecco qui il primo e il più meglio cosmodromo di un mondo, il cosmodromo di Baikonur. È da qui che li lanciano il primo satellite artificiale messo in orbita terrestre, seguito poco dopo dal primo astronauta a slanciarsi. Il cosmodromo è aperto ai turisti. Si può entrare a vedere piste di lampo o l'altre parti storiche del cosmodromo. Fatta fine, se le ti piacciono e rende veste ora, beni pure al Kazakistan per un giorno vestito più importante del paese, Nowruz di marzo. Principia il giorno dell'equinozio di verano e dura 3 giorni. Non è che qui, come può imparare sport popolari tradizionali, tale Alaban Beg, che è un genere di corsa a cavallo, Kisku, che voleria dire caccidia e femmine, ma non te ne va, non si riferì, e a Kurez Kazaka, che è a lotta all'uso nazionale. Fuori di yogi c'è di uno spettacolo musicale, un festival di teatro, mostre d'artisti carrozzieri e fiere animate assai. Tutte queste festività si vedono in un paese sano. Ecco, è ora di mettere un punto in fine di frase. Ma meglio sarebbe mettere una virgola, che a prossima volta ti faremo conoscere un altro paese. A presto!